Sono cose che ormai vanno avanti da parecchio tempo, nonostante la nostra, diciamo, richiesta ai genitori di questi bambini di intervenire, di farli smettere, le cose continuano e quindi abbiamo dovuto per forza dare un giro di vite. La querela è stata presentata di prima mattina in caserma dai carabinieri e a scorrerla, visto che i protagonisti sono degli undicenni, c'è da rabbrividire. Lesioni personali, atti persecutori e istigazione al suicidio, le prime ipotesi messe nero su bianco. I fatti sono quelli denunciati ai nostri microfoni dalla madre del bimbo, da tempo nel mirino di tre bulli, coetanei o poco più, in un crescendo di botte, lancio di petardi, ma soprattutto frasi di morte. Davvero troppo, sottolinea anche il papà. Ripetutamente hanno detto: ma vai ad ammazzarti, vai a buttarti nel Piave, che buttiamo anche la tua bicicletta dopo. Gli fanno sempre anche il segno che uno fa quando gli si taglia la testa. Il bambino, aveva raccontato la mamma, dorme male, si rosicchia le unghie, in un caso ha fatto la pipì a letto, ma ci sono anche altri segnali di forte disagio, colti dal padre. Mi sembrava strano che da un mesetto a sta parte ha iniziato a chiedermi di portarlo a scuola la mattina oppure se poteva andare in bicicletta piuttosto che in autobus. I bulli in paese sarebbero noti, adesso bisogna capire come si muoverà l'arma nei loro confronti e delle rispettive famiglie. C'è da verificare ogni accusa, ma se la risposta dei carabinieri è stata pronta, affermano i genitori del ragazzino, molto meno lo è stata quella della scuola, frequentata dal figlio e dai suoi presunti aguzzini. Il colloquio, anch'esso avvenuto in mattinata con la preside e altre collaboratrici, non ha avuto un buon esito, sia nei toni che nella sostanza. Hanno ripetuto tante volte: noi non possiamo fare niente fuori dalla scuola, i bambini non stanno insieme durante le ricreazioni, che non è vero, basta andare fuori dalla scuola, li vedi, sono tutti insieme. Nel frattempo hanno detto che non possono garantire l'incolumità di nostro figlio. Quindi per questo motivo abbiamo detto, beh, se non potete garantire l'incolumità, noi lo teniamo a casa da scuola. Cioè, il posto dovrebbe essere più protetto. Se rifiuta di proteggerlo non mi sembra una cosa giusta, insomma. Il bambino quindi al momento resta a casa con la scuola che ha invitato i genitori tramite mail a prendere contatto con il referente scolastico per il cyberbullismo.